sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande, tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande, tu grande Dio, canta che Dio è grande Dio, e si vedrà che è grande Dio è il nostro Dio. Luce del mondo, sei sceso dal cielo, gli occhi mi hai aperto perché la tua bellezza potessi adorare, speranza eterna per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio re, che solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Eterno Re, sommamente esaltato, anche se regni dal cielo, con umiltà sulla terra sei sceso, pagasti il prezzo per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio re, che solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Non so quant'è costato a te morire in croce lì per me, non so quant'è costato
sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. E sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio re, che solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Gloria a Dio. Vorrei dare di nuovo benvenuti a tutti, mi sono anticipato, però con noi stamattina ci sono amici, fratelli, invitati, alcuni ancora non sono arrivati, ma sono felice con tutti quanti sono già qui con noi e vorrei evidenziare alcuni che sono qui, tutti sono importanti, sapete, però vorrei evidenziare il mio caro amico Alberto che è qui con noi. Mettiti in piedi, Alberto. Ecco, lui ha detto io sono un comico, ho detto mi piace. Siamo felici con la presenza di questo caro amico Alberto, diciamo che Dio continui a benedire la tua vita. Amen, gloria al Signore. Alberto, grazie che sei venuto. Gloria al Signore. Con noi c'è anche Christian che oggi è con noi, siamo felici, diciamo amen. Gloria al Signore con la sua famiglia. No, lui non torna sempre perché lui è di casa, è casa sua, amen, Nemesis. Quindi a casa sua non si torna, si deve andare a casa. Quando uno non torna a casa, dove va? Quindi non diciamo benvenuto a lui perché è di casa, amen? Come anche Alberto, è casa tua Alberto qua, ok? E sono felice anche che c'è Jonathan con noi, che oggi è in ferie e c'è la domenica libera. Siamo felici con la sua presenza, diciamo amen. Non è benvenuto perché è casa sua anche. Gloria al Signore. La Paola con Adrian, siamo felici con la loro vita, diciamo amen. C'è la mamma di Vinicius, la sorella Luciana. Amen, siamo felici. Lei è benvenuta perché lei non è di qua, è di Brasile, ma è anche casa sua perché è casa di padre, no? Ma diciamo a lei, benvenuta nel nome di Gesù. Amen, gloria al Signore. E c'è Vinicius e Darli che è con noi, che sono di Legnago e oggi che sono della base di Legnago, ma sono di Ceadamiti e quindi sono a casa. Non diremo nemmeno benvenuti, nada, ma diciamo siamo in preghiera. Questo è un saluto che a loro piace, perché hanno bisogno e so che breve sarà qua con noi Anthony. Amen? Amen? Chi è in preghiera? Amen, gloria al Signore. Con noi c'è questa coppia meravigliosa che conosco già, Reginaldo da un tempo, ha già cooperato qua con noi, insegna la chitarra e c'è adesso la sua moglie, la Janaína, Reginaldo e Janaína. Siamo felici con la loro presenza, diciamo il Signore è con voi. Amen. Dio vi benedica. Glória al Signore. Mio fratello che ho già presentato è lì, Vinicius, questo bellissimo. Sto cercando una fidanzata per lui credente.
E anche c'è la famiglia Hernandez, Erwin con la sua famiglia lì. Gael fra un po' è con noi, gloria al Signore. Chissà di Capodanno avremo già lui con noi. Amen? Perché lei sta aspettando solo la mamma arrivare, perché partorisce quando vuole. Quella lì sta aspettando solo la mamma arrivare 24, magari 25 nasce Gael, perché lei non vede ora di buttarlo, però sta trattenendo per l'arrivo della mamma. E quindi magari il 31 ci sarà con noi già Gael. Amen? Gloria al Signore. Che Dio vi benedica. Con noi c'è anche il nostro presbitero che sta entrando, Thales con sua moglie. Gloria a Dio. Amen. Siamo felici con la loro presenza. Lui che è responsabile pela missione lì a Scandici. Siamo felici e diciamo amen. E loro hanno dato una grande mano. E non posso lasciare di ringraziare mio diacono che ha mandato un messaggino agli uomini, è rimasto solo, ma ha sistemato tutto, ha pulito tutto, nonostante solo, ma ha fatto tutto e è tutto a posto insieme a sua moglie. Thales è venuto di là per aiutare, dico a quelli di qua, no? A quelli di qua. E Thales ha fatto un salto, è venuto ad aiutare, ha sistemato tutto con lui, perché la mia condizione non è possibile fare come facevo prima, ma ringrazio Dio per la loro vita. Siamo felici con la vita della famiglia Barbosa Reis. Diciamo che il Signore vi ricompensi. Amen. Gloria al Signore. E c'è la mia mamma e tutti. È arrivato anche un mio amico Glauco con sua famiglia. Diciamo amen. Non diremo nulla perché è casa loro, anche loro sono di casa. Però ci sono gli ospiti, le ronzis, si dice così, le ronzis che sono le rose. Siamo felici con la loro presenza, loro che fanno parte di Hopeful, di mio amico Angelo Malgeri, e loro ieri hanno fatto un bellissimo spettacolo di Natale qui a Firenze. E Angelo mi ha chiamato e ha detto: due ragazze che sono brave e se tu vuoi voglio che sia da te. Ho detto bene, e abbiamo una connessione molto buona con Angelo da tanti anni e grazie a Dio che siamo qui insieme per adorare. Siete benvenute, che il Signore vi diciamo a loro anche benvenute nel nome di Gesù. È casa vostra, va bene? Che Dio vi benedica. Continuiamo adorando il Signore. I bambini dove sono? Dov'è la mia, ecco, guarda, missionaria Lupi. Vieni, Lupi è quella che sta cooperando con i bambini. Preghiamo per lei, per la sua famiglia, perché quest'opera con i bambini non è facile, ma ha una ricompensa. Diciamo a Lupe così: Lupe, il Signore ti ricompenserà. E chi lavora con bambini la ricompensa ancora di più. E loro vanno alla classe felice e noi continuiamo con il nostro concerto. Amen. Grazie per il benvenuto. Adesso volevamo fare insieme a voi una canzone che noi amiamo tanto e dice così: sopra il trono di giustizia eternamente ci sarà un re. Lui tornerà per governare le nazioni con amore. Quindi diverso da come si fa oggi. E dopo il ritornello dice che ruggisca il leone e che tutta la terra tremi davanti alla maestà di Gesù. Quindi davvero lo vogliamo dichiarare mentre cantiamo, chiamandolo: Signore, vieni, e che davvero tu possa ruggire in questo mondo attraverso di noi. Davvero, nel nome di Gesù. Amen.
giustizia, eternamente ci sarà un re. Lui tornerà per governare le nazioni con amore. Sopra il trono di giustizia, eternamente ci sarà un re. Lui tornerà per governare le nazioni con amore. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Sopra il trono di giustizia, eternamente ci sarà un re. Lui tornerà per governare le nazioni con amor. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Santo, 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 Dio onnipotente. Santo, 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 Dio onnipotente. Tu sei santo, 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 Dio onnipotente. Santo, 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 Dio onnipotente. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, tremi tutta la terra davanti alla maestà di Gesù. Tuttavia ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni e brucia in me, vieni e brucia in me. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni e brucia in me, vieni e brucia in me. Io ho ancora fame, c'è ancora
prossimo canto che vogliamo fare è un nostro inedito. Siamo state presentate come duo, ma voglio prima dire come è nato questo canto. E vi racconterò una piccola parte della mia storia. Noi due veniamo da una famiglia dove nostro padre era violento, picchiava nostra madre, mia madre era in depressione, hanno perso poi il primo figlio, mia madre voleva suicidarsi, quindi c'era violenza, depressione, ma grazie a quella morte di quel bambino loro sono arrivati alla vita, sono giunti alla vita. E mi ricorda tanto qualcuno, mi ricorda tanto Cristo, che ha fatto la stessa identica cosa. E vi condivido che quando ero piccola stavamo preparando le valigie per andare in Sicilia, perché i nostri sono siciliani, e ho fatto una banale caduta. Sono caduta a terra e mi faceva davvero male il braccio. Siamo andati in ospedale, i medici hanno guardato i miei genitori e hanno detto: qua sua figlia ha il braccio rotto, ma c'è qualcosa di più, c'è un tumore. E io e la mia famiglia non lo sapevamo, ma quel tumore sarebbe durato tanti anni, è durato per 10 anni. Io avevo soltanto 10 anni e è stato davvero un periodo difficile, ma io lo ripeto sempre, è stato uno dei periodi più belli della mia vita, perché in quell'ospedale dove vedevo persone della mia attuale età, 20 anni, 18 anni, che c'erano, il giorno dopo non c'erano più perché erano venuti a mancare, e dicevo: Signore, tu hai scelto me per venire in questo ospedale, per raccontare chi sei tu, per dare speranza. Quindi si dice nel mondo, no? Non ogni male viene per nuocere, ma noi sappiamo che Dio ha il controllo di ogni cosa. Dio ha il controllo di ogni cosa. E so che Dio si è utilizzato di quella malattia per portare Gesù all'interno di quell'ospedale. Ed era difficile perché bisognava fare operazioni, interventi, era fisicamente molto pesante. Ma dicevo: Signore, se questa è la tua volontà che io rimanga qui, allora lasciami qua. Se è la tua volontà che io stia male, allora lasciami qua, ma fammi predicare. Se questo è quello per cui sono stata creata, anche avere una malattia, ma usami per la tua gloria. Posso fare solo questo, quindi usati per la tua gloria in questo ospedale. E per 10 anni è stato così. Dio si è usato e ho conosciuto chi è Cristo, chi è Dio in profondità, e lo dirò sempre, sono stati davvero i momenti più belli. E voglio leggere un verso che mi ha accompagnato durante questo periodo e dice così: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi il Signore mi stava dicendo: fidati di me, perché tu vedi fino a un certo punto, ma io ho la visione completa. E amen. E dopo lunghi 10 anni, quasi 10 anni, mi ricordo avevo 18-19 anni, qualche anno fa, avevo una visita al dottore, sempre per il braccio, per vedere come fosse la situazione, e io ho detto: Signore, sono passati 10 anni, ma sono stanca. E so che tu puoi guarire, perché c'è scritto nella parola, e io credo che tu puoi farlo, io credo che tu puoi guarire, tu sei il Dio dell'impossibile, perciò Signore guariscimi. E se tu lo fai, io ti prometto che la mia vita sarà tua e ogni giorno io leggerò la tua parola, ogni giorno, ma tu mi devi guarire. E io sapevo che l'avrebbe fatto, però c'è sempre quella cosa che dice... E sono andata il giorno dopo dal medico, il medico mi ha guardata e mi ha detto: oggi è l'ultimo giorno che ci vediamo, perché qua c'è qualcosa di strano. Tu non hai più niente, sei libera, puoi andare. Amen. E Dio è grande, è il Dio dei miracoli. Quindi qualsiasi cosa chiederete per fede, Lui la farà, c'è scritto, ma ci dobbiamo credere. E da quel giorno non ho smesso di leggere, e se io vado a letto e non ho letto la Bibbia non mi addormento, anche ormai il mio cervello è. E davvero ringrazio Dio. E voglio leggere un altro versetto che dice proprio così: tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere, oh Signore Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Ed è davvero una promessa che voglio fare a Dio: io ti celebrerò per sempre. Perché c'è il verso che dice che Lui ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Quindi volevo condividere questo proprio per
incoraggiarvi, perché io ho passato un periodo di malattia molto lungo, ma in quel periodo di malattia ho trovato la vera gioia. La vera gioia. Eppure non avevo nulla intorno a me, nemmeno la salute, ma Dio è buono. E voglio leggere un altro verso in Malachia che dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non vi riverserò su di voi così tanta benedizione che non sapete più dove riporla. Quindi il nostro incoraggiamento che volevamo lasciare a voi oggi era proprio questo: diamoci interamente, perché quando mettiamo tutte le decime nella sua casa, le sue benedizioni sono così tante che non sappiamo più dove riporle, non sappiamo più dove metterle. Quindi è un reminder, quindi dobbiamo ricordarcelo noi anche sempre, ogni giorno, di dare davvero tutto, perché se siete disposti ad ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, e noi li vogliamo mangiare. Amen. E il prossimo canto che vi facciamo ascoltare, ci sarà anche il testo, quindi potete seguirlo, si intitola Il tuo grande amore, ed è basato su un verso in Romani che dice: poiché Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi vogliamo che pensiate a Gesù, perché questo canto parla proprio di Lui. Amen. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amen? Amen. Ora facciamo la colletta per la casa di Dio, amen? Grazie a Dio. Facciamo una preghiera, amen? Amen. Signor Dio, siamo qua in questa mattina per lodarti, ringraziare il suo santo nome. Oh Padre, apri tutti i celeri dei nostri fratelli, che così sia transbordanti e così possano aiutare a quelli che non ne hanno e anche la casa di Dio, Padre. Questa canzone che faranno loro ora è per lodarti e ingrandire il tuo santo nome. Ti ringrazio, Padre. Amen. No, non c'è amor più grande per quello che hai patito per me, tu che sei Dio, ti sei passato per prendere il posto mio, fu quella croce che mi liberò. Sommerso dal peccato, tu con amor mi hai lavato, hai voluto sentire, capire
e con una sola parola avresti potuto cambiare l'andamento di questo mondo, di questo mare. Ma tu, Signore, hai voluto farci scegliere tutto questo per amore. Il sangue che hai versato ci ha liberato. Oh, oh, oh. Tu con amor mi hai lavato. Hai voluto sentire, capire il dolore che provavo. Sei tu l'amico del Padre che cercavo. Oh, è il tuo grande amor per me. Insegnami ad amare come tu sai fare. Amor per me. Insegnami ad amare come tu sai fare. E vivrò. E grazie a te io vivo. E vivrò. Grazie a te io vivo. E grazie a te io vivo. E vivrò. È il tuo grande amore. Amen. Eccomi. Vorrei condividere un testo con voi della parola di Dio che si trova in Luca capitolo 17. Luca capitolo 17, dal versetto 20. Dice così la parola. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desiderete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, e non lo vedrete. E vi si dirà eccolo là, o eccolo qui. Non andate e non li seguite, perché come il lampo
che balenando risplendi da una estremità all'altra del cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangia, si beve e si prendeva moglie. Si andava al marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì dal Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. 2 uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli risposero: dove sarà il Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le acque. Amen. Fratelli, voglio essere breve in questo messaggio, ma il centro di questo concerto è il messaggio, perché non esiste Natale senza Gesù. Gesù è il centro del Natale, Gesù è il Natale, è per Lui che celebriamo. Per più luce, palline, alberi e tutto quanto facciamo, i tavoloni pieni di cibo, ma il festeggiato deve essere presente nella nostra vita, non nel momento che stiamo vivendo, ma proprio nella nostra vita. Perché vedendo il mondo cristiano, analizzando il mondo cristiano, si vive Cristo per momenti. Io vivo Cristo oggi perché questo è un momento che noi ricordiamo Cristo. No, Cristo si vive sempre, di continuo. Perché non è un momento, Lui esiste. Non è un personaggio morto di una storia finita o raccontata dai libri o da altre cose. No. Cristo è vivente, è il Signore, è il Re. Il proposito, dopo 42 generazioni che sono passate da Abramo fino a Gesù, era proprio di rivelare al mondo un Dio incarnato che per misericordia e amore è venuto con il proposito di comprendere o di essere compreso o di arrivare a un livello dove noi potevamo comprenderlo, perché Dio è spirito e se Lui si manifestasse solo come spirito che è, chi poteva comprenderlo? Allora la soluzione di Dio per annullare definitivamente la potenza del peccato su il mondo e sulle persone è stato di mandare suo figlio unigenito.
che si è incarnato, si è fatto carne, è abitato fra di noi, come dice la parola. Interessante è che se non fosse Gesù, noi non potevamo compreendere Dio. Noi non riusciamo a compreenderlo se non fosse Gesù. Quando Mosè ha chiesto a Dio e ha detto: Dio, fammi vederti, io voglio vederti. Dio ha detto: tu non potrai vedermi, perché se tu mi vedi, morirai. Io passerò e tu vedrai la mia ombra. Dio si fa presente dappertutto. Le persone che non riescono a vederlo, a comprenderlo, e a volte noi vogliamo fare le persone capire Dio o accettare l'esistenza di Dio tramite la natura, o tramite un vento, o tramite un uragano. È vero, Dio si manifesta perché Lui è presente ovunque. Non è che Lui è nel cielo e ha lasciato la terra per noi. No, Lui si manifesta. Lui è dappertutto. Il vento che soffia, il sole che viene, la rugiada, la neve, la pioggia, tutto è Dio. Il fiore che nasce e anche che si appassisce è Dio. Ma le persone non riescono a comprendere e a capire, perché bisogna di Gesù. La Bibbia dice: non esiste un altro mediatore fra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù. Quando Gesù, nel capitolo 17, comincia il suo discorso, dopo aver guarito i lebbrosi, che soltanto uno è tornato, e dopo quel momento di guarigione, di opera, come ha raccontato la sorella che è stata guarita dopo 10 anni di sofferenza, Signore può fare. E quanti sono guariti? Quanti sono guariti, ma non riescono a dare gloria a Dio. Non riescono a dare gloria a Dio per la guarigione o per ciò che è successo nella sua vita, anzi dà gloria alla medicina, alla scienza, ai farmaci, a un'abitudine salutare di mangiare, a una medicina naturale. Quindi le persone sono più propizie a glorificare le cose perché sono visibili. La Bibbia dice che quando Dio voleva farsi presenti e farsi vedere a tutti, Mosè ha invitato loro e loro non hanno voluto e hanno detto: no Mosè, lasciaci qua e vai tu, sali tu e parli con Dio tu. Preferiamo che tu faccia il mediatore. È perché noi non riusciamo da soli comprendere e salvarci. Il nostro perdono non è capace di guarire, o meglio, di salvare, ma il perdono di Dio sì. Quante volte noi perdoniamo una persona e diciamo: io ti perdono, ma il cuore ancora non è libero. Abbiamo soltanto parlato, ma dentro noi c'è quella ferita. Ma quando il Signore dice: io ti perdono, non rimane nessuna ferita a Lui, non rimane nessun rancore, nessuna memoria. Lui cancella, annulla. E lì quando Gesù parlava e diceva: il regno è fra voi, non vedete, perché voi siete limitati. Siete limitati alla vostra abitudine umana, alla vostra routine, alla vostra vita, al vostro quotidiano.
di alzarsi, mangiare, fare. La sorella ha detto: ti prometto che ogni giorno leggerò la tua parola. E se noi guardiamo questo sembra niente, perché come cristiano dobbiamo leggere la parola tutti i giorni, ma umanamente parlando è già una grande vittoria, perché combattiamo tutti i giorni contro la nostra carne. Quei farisei leggevano, studiavano, conoscevano, ma non credevano. Non credevano a Gesù. È questo che il mondo vuole, togliere Gesù di mezzo a noi, togliere il nome di Gesù, togliere la potenza che ha in Gesù, perché se annulliamo Gesù non esiste salvezza, non esiste potenza, non esiste niente, tutto sarà dominato dalle potestà e dalle tenebre, perché la Bibbia dice che Lui ci ha tolto dalle tenebre e ci ha portato alla sua meravigliosa luce. Lui è venuto interrogato, è stato interrogato, perché loro volevano sapere del regno di Dio. Come un regno spirituale viene compreso tramite un tavolo, tramite una festa? No. Ma Gesù riesce a portarci alla comprensione del regno di Dio, perché è Gesù questo ponte che ci porta dalla situazione dell'abisso che viviamo a questa posizione, alla posizione dove noi riusciamo a sentire qualcosa che non è un vento, un soffio o un brivido, è la presenza del Signore. Come uno dice: io sento un brivido, ma brivido di che? Di fame, di paura? No, io sento un brivido che non è dal mio corpo, è un brivido che viene dalla presenza del Signore, perché la sua presenza mi fa tremare, mi fa gioire, mi fa piangere. È la sua presenza, perché questo regno non è materializzato. Questo regno è spirituale e l'unico modo materiale che esiste siamo noi. Noi siamo l'oggetto della materializzazione del regno di Dio, perché il regno di Dio non si manifesta tramite le cose, ma si manifesta tramite noi personalmente, nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, nell'alzare, nello sdraiare, nella testimonianza che diamo quando siamo nella malattia e quando siamo guariti. Quando glorifichiamo Dio, quando tutto va bene, quando tutto non va bene, quando crediamo nonostante la generazione non crede, non riesce a capire, e noi continuiamo a costruire l'arca, come Noè. Fratelli cari, Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno, perché non esiste ricchezza fuori del regno di Dio. Non esiste prosperità fuori del regno di Dio, no. Se noi cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, ecco, saremo colmati di benedizioni abbondanti. Benedizioni che non vengono tolte o rubate o cancellate o negoziate, no. Il Signore ci riempie di benedizioni abbondanti che sono per sempre. Quante persone pagano per avere pace? Pagano. Oggi pago un giorno nello spa perché voglio pace. È buono andare allo spa, no? È buono passare una giornata in piscina. È buono andare in spiaggia. È buono, ma questo non vuol dire che
la pace che ho è annullata o non esiste quando non vado. Io ho pace tutti i giorni. Quante persone pagano per essere felici? Quante persone pagano per un momento di felicità? Si ammassano per un momento di felicità con la droga, con l'alcol. E dopo che passa l'effetto? Povero, cieco, nudo. Ma noi cosa abbiamo pagato per avere questa pace? Quanto abbiamo pagato per avere questa felicità? Siamo in pace, siamo felici, perché il regno di Dio non consiste in mangiare né bere. Il regno di Dio è molto di più. È pace, gioia e amore. Amore che nessuno può spiegare. Giovanni 3,16: Dio ha amato tanto il mondo che ha dato, donato, offerto suo figlio unigenito per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia. Alleluia! Non è un regno che consiste a un pagare, a un negoziare. No, è un regno che consiste a un abbandonare. Io mi abbandono al Signore, io mi consegno al Signore, perché non possiamo vivere il regno di Dio se non siamo consegnati a Lui, perché l'unico modo, diciamo, l'unica moneta di contraccambio di questo regno è la condizione di consegnarsi completamente. Perché Dio non vuole mezzo Jonathan, mezzo Christian. No. Dio non vuole una mano tua. Dio non vuole un piede tuo. O metà del tuo cuore. O 2 ore della tua settimana. Dio non vuole mezz'ora che tu fai di servizio. O una giornata magari di servizio agli altri. Dio ti vuole per completo. È questa la condizione di vivere il regno di Dio. Consegnarsi completamente, abbandonarsi alla sua volontà, come Lui ci ha insegnato nella preghiera del Padre nostro, che venga il tuo regno e che sia fatta la tua volontà. Come è in cielo, sia così sulla terra. Perché Lui domina sui cieli, domina ancora sulla terra. No. Ci sono dominatori dell'aria, dominatori terreni, dominatori di diversi luoghi, la Bibbia dice. Ma nessuno è pari al nostro Dio. Perché la parola del Signore dice in Isaia 54, 17, dice così: non ti colpirà la freccia, non ti colpirà il martello, non ti colpirà, no. Non ti causerà danno, ma non perché noi siamo buoni, bravi, no, perché è Lui che ci difende, è Lui che dice al nemico delle nostre anime: non toccare. Alleluia! È Lui che dice al nemico delle nostre anime: fin qua. Stamattina il Signore sta dicendo: io sto mettendo limiti. E molte volte noi pensiamo: io non ce la farò, Signore, molto difficile. È vero, è molto difficile. Ma c'è Gesù. C'è Gesù che ci riempie di ciò che il mondo non ci riempie. Sa cosa il mondo ci riempie? Di spesa, di bolletta, di stanchezza, di fatica,
di preoccupazione. E cosa ci dà in contraccambio? Poco. Si lavora troppo per godere poco. Si lavora 12 mesi per godere una settimana di ferie. È vero o no? Chi ha un privilegio 15 giorni 20. E noi cerchiamo intensamente questo, che ci dà poco, quando c'è uno che vuole darci abbondantemente. Perché lui poteva rimanere nel suo trono di gloria. Lui poteva rimanere là e dire: va tutto bene qua, non manca nulla. Qui c'è oro, qui c'è argento, qui c'è rubi, le pietre preziose. Ci sono gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini. Ho tutto qua. Ho un coro celestiale che canta. Perché scendere? Lui poteva annullare tutto da Noè e dire: Noè, so che tu sei stato bravo, ma sono stanco. E questa storia con l'umanità finisco qui. Anche tu, se sei un pochino bravo, io mi dispiace per te, ma ho bisogno di avere pace. Lui, se fosse noi umani, diceva così, no? Quante cose vogliamo annullare? Se potevamo prendere... Alleluia! Se potevamo prendere posizione, se Dio ti permettesse agire, era già tutto distrutto. Ma Dio mette limiti anche in me, anche in te, anche nella mia bocca, nella mia lingua, nella tua lingua, nei tuoi pensieri, nei miei pensieri, nella mia mano, nella tua mano. Il Signore mette i limiti dicendo: tu non vai, tu non fai, tu non puoi. Ti dico così: tolgo la tua potenza, tolgo la tua proattività per farti dipendenti. Una dipendenza che non vogliamo da parte di Dio. Come i farisei non volevano scendere a Gesù perché era troppo umile, troppo poco. Scendi al regno di Dio, perché il regno di Dio non è su al di sopra il tuo capo, i tuoi ragionamenti. Il regno di Dio è sotto, è basso, è come la terra. Uno per lavorarla deve scendere, abbassarsi, arrivare al suo livello. E il Signore nel suo regno abbatte i grandi, perché l'unico grande è Lui. Il Signore nel suo regno abbatte i forti, perché l'unico forte è Lui. Alleluia! Alleluia! I farisei prepotenti. Quante volte siamo così prepotenti? Farò. Arriverò. Vedrai. Riuscirò. E il Signore che ci guarda, dicendo: cosa farai senza di me? Hai visto finora cosa hai fatto senza di me? E quante persone vivono quella sensazione di incompletezza, che non arriva alla conclusione di nulla, che inizia e non finisce, che non completa. È perché stai provando a fare senza di Lui. Vuoi fare parte del regno, ma non vuoi seguire il Re. E oggi finisco questo messaggio. Invita il Re e segui il Re per fare parte veramente di questo regno. Padre, nel nome di Gesù, che questo messaggio, Signore, che è un messaggio di speranza, che dice che nella fine del testo
che tu tornerai. Ma perché tu tornerai? Chi ti vedrà? E nello stesso testo dice: chi perderà la sua vita la salverà. E chi la vorrà preservare la perderà. E per chi perdi, tu verrai per chi perde. Per chi ha perso e che continua a perdere. Perdere non è sinonimo di fallimento, è sinonimo di dipendenza. Vogliamo perdere tutto ciò che ci allontana da te, Signore. Vogliamo perdere tutto ciò che ci impedisce di vedere te, di sentirti e di vivere nel tuo regno seguendo te, che sei il Re. La mia umile preghiera è questa: farci perdere ciò che ci allontana da te, Signore. Amen. Gesù mio Signore, nessuno è come te, per sempre io ricorderò le meraviglie del tuo amor. Rifugio sicuro, vicino a te troverò, finché vivrò, mai smetterò di lodare te, Signore. Gridiamo a Dio e con forza cantiamo, tutta la terra gioisca per Lui. Ogni creato si unisca a chi loda te, Salvatore. Con gioia anch'io lodo l'opera tua, ti dono il mio amore, ti dono il mio cuore.
vicino a te troverò finché vivrò, mai smetterò di lodare te, Signore. Gridiamo a Dio e con forza cantiamo, tutta la terra gioisca per Lui, anche il creato si unisca a chi loda te, Salvatore. Con gioia anch'io lodo l'opera tua, ti dono il mio amore, ti dono il mio cuore, le tue promesse sono tutte per me, lo so. E gridiamo a Dio e con forza cantiamo, tutta la terra gioisca per Lui, anche il creato si unisca a chi loda te, Salvatore. Con gioia anch'io lodo l'opera tua, ti dono il mio amore, ti dono il mio cuore, le tue promesse sono tutte per me, lo so. Amen. Vogliamo concludere con un canto? Perdonateci, non abbiamo tanta voce, ieri avevo anche la febbre, però Dio si utilizza di tutto. E vogliamo concludere con un nostro canto che si intitola L'agnello risorge e si basa su un sogno. Una mattina mi sono svegliata dopo aver fatto un sogno e avevo sognato il ritorno di Cristo. Però l'avevo sognato dal punto di vista di chi crede, quindi chi vedeva il proprio Salvatore arrivare e chi invece non aveva creduto e vedeva invece una condanna nel ritorno di Cristo. Perciò la domanda che vogliamo farvi con questo canto è: voi siete pronti per il ritorno di Cristo? Voi siete pronti? Perché noi lo siamo, amen. Perciò vegliate dunque, perché non sapete quando il Figlio dell'uomo tornerà. Amen. Quindi l'agnello risorge. Corri, 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 egli arriverà. Corri, 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 il tempo è giunto già, nella sua maestà, tutto il mondo lo vedrà. Egli è re. Corri, 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 egli arriverà. Corri, 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 il tempo è giunto già, nella sua maestà, tutto il mondo lo vedrà. Egli è re. Corri, 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 egli arriverà. Corri, 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 il tempo è giunto già, nella sua maestà, tutto il mondo lo vedrà. Egli è
un giorno di gioia o di terrore, sarà la tua salvezza o la tua maledizione. Perché quando non lo sai, il cielo si piegherà e da lì lo vedrà arrivare. E da lì lo vedrà arrivare. E da lì lo vedrà arrivare. Corri, 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 egli arriverà. Corri, 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 il tempo è giunto già. Nella sua maestà tutto il mondo lo vedrà. Egli è re. L'agnello risorge più forte che mai. Non più sangue, sputi e lacrime, sai. La terra che trema all'udir del suo nome. La morte ha sconfitto, lui è il vincitore. Ed io sarò con Gesù. Sei pronto tu, sei pronto tu, sei pronto tu, perché io sarò con Gesù. Sei pronto tu, sei pronto tu, sei pronto tu, perché io sarò con Gesù. Sei pronto tu, sei pronto tu, sei pronto tu, perché io sarò con Gesù. Perché io sarò con Gesù. Perché io sarò con Gesù. Alleluia, 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 alleluia. 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 Corri, 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 egli arriverà. Corri, 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 il tempo è giunto già. Nella sua maestà tutto il mondo lo vedrà. Egli è re. Amen. Oh mamma. Gloria a Dio. E vorrei anche salutare i fratelli che ci vedono tramite internet sul nostro canale di YouTube. Che Dio vi benedica. Ci mancate, quelli che non ci sono, che il Signore benedica ognuno. Mettiamoci in piedi, vorrei ringraziare a Le Ronzis che sono con noi, a Angelo Malgeri per tutto l'appoggio che ci dà dall'inizio fino adesso. Per noi è un grande piacere partecipare del ministero e cooperare, perché così è. Continuiamo in preghiera per la missione, per i nostri fratelli che sono sparsi in queste basi missionarie in Italia e anche fuori Italia, i nostri fratelli in Germania, in Portogallo, in Svezia, in Kenya, in Albania. Che Dio benedica tutti i nostri fratelli che partecipano con noi in missione. Sapremo che un giorno raggiungeremo a questo regno nel ritorno di Gesù, dove i regni della terra verranno estinti e quel regno continuerà e regnerà in eterno. Amen?
Continuiamo in preghiera per Anthony e anche per i fratelli che non si trovano bene di salute perché possono avere. Il programma, fratelli, di Natale, il 24 e 31. 24 noi avremo il culto di Natale alle 18:30 presso la base missionaria di Seadamiti a Scandici, via di San Giusto 2, perché in centro è difficile trovare parcheggio. Allora faremo là con tutti i fratelli delle basi missionarie alle 18:30. Quindi chi potrà venire, o meglio, tutti devono venire. Abbiamo messo l'orario alle 18:30 perché tutti possano essere, perché c'è la cena a casa mia. Allora, la cena fate sempre tardi, quindi noi faremo un culto di 1 ora e mezza, finiamo il culto. Chi vorrà andare via può andare via a casa sua perché c'è già una cena in programma o organizzato qualcosa. Invece, chi vuole rimanere, noi faremo un agape che non verrà preparato da noi. Ognuno porterà un piatto pieno, non vuoto, da condividere con tutti, ok? Quindi un fa una lasagna, un altro fa lenticchie, un altro fa una carne, un altro fa la patata. Basta che dica alla sorella, dov'è la Jessica? Basta che dica alla Jessica che porterà. Oh Jessica, io porterò questo, perché lei ha già un elenco delle persone che hanno detto che porterà qualcosa e magari non si porta la stessa cosa. Uno dice guarda questo c'è già, puoi portare un'altra cosa, e così si mette d'accordo e saremo tutti insieme dopo culto per un agape condiviso, ok? Il 31 invece noi vogliamo fare una grigliata, ok? Dopo la veglia di Capodanno, quando finiamo alla mezzanotte, la stessa cosa, chi vorrà tornare a casa, torni a casa, ma ho imparato che l'ultimo giorno dell'anno noi passiamo lì nella presenza del Signore con i fratelli della Chiesa, radunati, pregando, ringraziando e consacrando i primi secondi del nuovo anno. Chi vorrà rimanere dopo, noi faremo una grigliata. Allora dia il suo nome per la grigliata, dicendo io porterò 10 kg di picanha. Ognuno dice quello che porterà e già porti già tagliato e condito, va bene? Perché va solo al fuoco e noi mangiamo la grigliata. E la grigliata sarà un capodanno a modo brasiliano, perché sarà una grigliata con tutte le cose, farofa, fagioli, riso, queste cose. Piace a tutti la carne, quindi la carne è quella che ci metterà allo stesso livello. Il resto uno condivide un altro, noi si mangia quello che si condivide, va bene? Quindi faremo così e aspetterò tutti per passare. Fratelli, non ci concentriamo al cibo, ci concentriamo a adorare il Signore, a consacrare i primi secondi di questo nuovo anno, che non sarà un anno facile. Non sarà un anno facile. Quando Dio mi ha dato il tema del 2026, ha detto convinzione, vuol dire che saremo provati a non essere convinti, a lasciare le convinzioni nostre. E alcune cose vengono preservate. E questo anno sarà un anno di convinzione, perché il nemico proverà a portarci dalla sua parte, a renderci, a lasciarci andare. No, lascia andare questo. Invece, quando Paolo ha avuto la visione, lui era convinto, perché ha detto no, questa non è visione mia, devo passare la Macedonia, devo arrivare in Europa,
devo essere lì, e siano per gli europei che per gli stranieri che sono qua. Dio vorrà di noi questo anno convinzione, perché se non avremo convinzione ci inciamperemo in ciò che il nemico ci proporrà. Amen? Ma nel nome di Gesù noi vinceremo l'anno prossimo come quest'anno stiamo finendo, per la grazia del Signore. Chi può dire amen? Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questa mattina benedetta e preghiamo già per il cibo. Vorrei chiedere, fratelli, abbiamo preparato tutto con amore, con le regole di HCCP, tutto ok, è tutto pulito, sano, organizzato, e vorrei chiedere che non ci sia spreco. È quello che mangiate, che vi fa bene, ma mangiate senza sprecare, ok? Per i bambini, le mamme facciano attenzione di mettere ciò che loro mangiano per non sprecare, perché non è una campagna antispreco, questa è Bibbia, amen? E quindi mangiamo con gioia per ciò che il Signore ci ha dato. Abbiamo chiesto ai fratelli una cooperazione per il pranzo, perché non abbiamo fatto un agape come facciamo ogni domenica di quello che abbiamo, quindi abbiamo speso, e ho voluto fare una cosa molto, mi conoscete, no? E ho detto, guarda, la sorella Edna che cucina molto bene, ho chiesto a lei di preparare una parte, abbiamo preparato un'altra parte, noi un'altra persona ha preparato, ma tutto è stato fatto con molta gioia, molto amore e con tutto il cuore. Quindi mangiate con tutto il cuore prima dello stomaco, ok? Ringraziamo il Signore per questo cibo e per questa mattina, e ci sono anche i materiali di Leronzis che è lì davanti, loro che fanno quest'opera volontariamente, e bisogna sostenere queste persone, questi fratelli, queste sorelle che si mettono alla disponibilità del Signore. Quindi loro alla fine saranno lì e possono dire i valori dell'offerta per ogni cosa lì, ok? Aiutate, tutto che c'è lì facciamo finire e anche di più. Amen? Che il Signore benedica voi nel nome di Gesù, un buon ritorno. Portate un abbraccio grande a Angelo e alla sua famiglia e ditelo che lo vogliamo tanto bene. Amen? Gloria a Dio. Facciamo questa preghiera ringraziando il Signore per tutto ciò che il Signore ha fatto, e vorrei fare auguri di buon Natale a chi non vedrò, perché so che alcuni devono viaggiare, però a chi sarà ci vedremo 24, ok? Che il Signore ci benedica. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento vorrei ringraziarti per questa mattina benedetta nella tua presenza. Grazie per tutto ciò, Signore, che tu hai proporzionato a noi, per la tua parola e per il momento in cui ci hai parlato tramite le lodi. Che tu possa, Signore, continuare con le tue mani stese sui miei fratelli, sulla loro vita e sulla loro famiglia, Signore, in tutto ciò che faranno e che opereranno, che sia per la tua gloria. Ti prego, Signore, per Anthony, che tu possa restaurare la sua salute e farlo correre, Signore, in questa chiesa, saltare, Signore, che lui possa essere nella classe felice, che possiamo vederlo crescere per la tua gloria, cantando e dicendo: non c'è Dio grande come te. Signore, ti prego, continua, Signore, ad operare, perché tu sei al controllo di ogni cosa. Ricompensa le mie sorelle che sono venute stamattina per cooperare con noi, Signore, che tu possa ricompensarle abbondantemente, Signore. Ti prego anche, Signore, per il cibo che è stato preparato, che possiamo, Signore, godere della benedizione di mangiare con le nostre mani, con la nostra bocca, perché tanti altri non hanno questa possibilità, Signore.
Ti prego che tu possa benedire anche chi ha preparato, che si è faticato a fare, e per tutte che offriranno anche per questo cibo, ricompensa loro. Signore, ti ringrazio per questo insieme, per questo agape, per questo momento di condivisione della Chiesa. Continua con noi, dacci la tua grazia, aiutaci in ogni cosa, portaci avanti perché abbiamo bisogno di te, Signore. Nel nome di Gesù, amen e amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Diciamo amen? Amen. Un abbraccio grande e buon Natale a tutti. 1, 2, 3. Amen. Perché buon Natale? Perché oggi è anche Natale. Gesù è nato, è morto e è risorto. Amen?